Dopo il caso dell'anziano morto nell'ospedale ferrarese di Cona, anche in Veneto si registra una vittima a causa del virus West Nile. Si tratta di un anziano di 86 anni residente in provincia di Verona, morto all'ospedale di Legnago nel reparto di geriatria. La notizia è stata confermata dalla Regione attraverso un comunicato dell'assessore alla sanità Luca Coletto, che si è detto addolorato per la morte di questa persona e che però ha ricordato che gli esperti indicano che un evento così grave si verifica in pochissimi casi. L'ultimo bollettino di sorveglianza indica in Veneto la conferma di 19 casi nelle province di Rovigo, Venezia, Treviso e Verona. Innanzitutto, come ho già detto attraverso il comunicato stampa, faccio le mie più sentite condoglianze ai familiari. Detto ciò, diciamo che non c'è da fare né allarmismo, si tratta della puntura di una zanzara, esiste in Veneto dal 2008, purtroppo gli esiti negativi percentualmente, se li vogliamo classificare, fanno parte dello 0,1 rispetto alla popolazione, quindi una percentuale bassissima, e dirò di più, purtroppo chi viene punto ed è in particolari situazioni di difese immunitarie basse, di pluripatologie, di patologie cardiopolmonari, quindi stiamo parlando di pazienti anziani, è molto più soggetto rispetto ai pazienti giovani. I pazienti giovani che vengono punti normalmente nell'80% dei casi non se ne accorgono nemmeno. Proprio le persone più esposte, come nei casi dell'influenza, devono prendere delle precauzioni? Sì. Precauzioni che sono sempre le solite, quindi usare zanzariere, locali evidentemente condizionati, usare spray destinati a mantenere lontano le zanzare, le normali precauzioni che abbiamo sempre preso. Non c'è pandemia, non c'è un'epidemia, da raccomandare, come abbiamo già fatto, la disinfestazione da parte dei comuni. Senta Assessore, lei è tornato questa notte da Roma dove ha incontrato il Ministro della Salute per un altro tema che è molto importante qui in Veneto, la carenza di medici stimata anche nelle previsioni in 1000 unità da qui a un anno. Che cosa vi siete detti e come si può intervenire? Ma sostanzialmente questo è un tema, un problema che noi come Regione Veneto avevamo inquadrato nel 2014 all'interno del Patto della Salute, definendo anche un percorso normativo per superarlo. Stiamo cercando di definire un percorso condiviso fra Stato e Regioni il più rapido possibile per dare delle risposte. Noi abbiamo prospettato 2 fasi. Una di queste potrebbe essere eliminare il numero chiuso all'università, ma questa diciamo è a media lunga gittata come aspettativa. Ma immediatamente si potrebbero inserire quelli che sono gli specializzandi, definendo naturalmente l'operatività di questi specializzandi all'interno dei reparti, quindi avendo medici laureati e abilitati immediatamente operativi all'interno dei nostri reparti. In particolare sto parlando evidentemente, visto che mancano, di pediatri, sto parlando di anestesisti, sto parlando di chirurghi.